Allora Silvia, questa sera andiamo al Parioli a Montagnana, una discoteca che rinnova un'antica tradizione montagnanese. Forse non tutti lo sanno, però a Montagnana c'è stato un periodo in cui le persone andavano a ballare in un locale che si chiamava La Conchiglia. Era una balera, si trovava in Viale della Stazione e tante coppie si sono conosciute proprio lì. Erano gli anni 60, gli anni del boom, gli anni in cui tante persone accedevano al divertimento, a un nuovo modo di vivere la vita, di divertirsi, e scoprivano anche il ballo in questi locali. Il Parioli riprende questa antica tradizione, questo gusto che c'era nel montagnanese, e ormai da 15 anni fa questa attività e tantissima gente viene qui. Bene, allora vediamo l'inaugurazione della stagione 2010-2011. Bene, dai Silvia, andiamo. C'è tantissima gente questa sera nelle 3 sale del locale, ma andiamo subito a conoscere Michele e Michele, i titolari del Parioli. Allora Michele, pronti a partire con un'altra stagione incredibile al Parioli? Come sono stati i preparativi? I preparativi abbiamo lavorato tantissimo io e Michele perché abbiamo rovesciato completamente il locale anche quest'anno. Luci, colori, impianto di ventilazione nuovo, pronti per partire in una stagione alla stragrande, veramente. Abbiamo già il risultato già da questa sera, come potete vedere c'è stata un bel ammasso di persone, quindi noi vi ringraziamo. Ovviamente i preparativi sono stati enormi, speriamo servino qualcosa e un in bocca al lupo a Michele e Michele. Allora Michele, quest'anno è cominciata la grandissima. Quest'anno è stata veramente una cosa straordinaria e per noi siamo felici, soprattutto perché c'era Pianura News che ci ha portato fortuna, quindi grazie a tutti. Come si svolgerà quest'anno? Il mondo Parioli è mondo interattivo, quindi ci saranno sempre tante persone che arriveranno qui e avranno il piacere di imbattersi in una grande forza emotiva e in una grande accoglienza, quindi dal mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica il locale si presenta sempre in varie sfumature, però ogni singola persona deve essere protagonista. Adesso però andiamo a conoscere anche alcuni degli animatori che ci accompagneranno in questa stagione 2010-2011. Federico, siamo pronti a cominciare una nuova stagione ai Parioli? Direi prontissimi, è una cosa che abbiamo atteso per tanto tempo e finalmente siamo qua. Quest'anno quando ci sarai? Beh, io ogni giovedì sera e quindi sarà un giovedì sera all'insegna della tradizione, poi ci sarà sempre i soliti appuntamenti, insomma ogni venerdì, il sabato che ci sono di là con la discoteca e la domenica pomeriggio alla fine di settembre. Comunque insomma siamo appena all'inizio, il bello deve ancora arrivare. Allora Alfonso, siamo pronti con un nuovo mercoledì incredibile al Parioli? Anche quest'anno 2010-2011 sarà un grandissimo mercoledì, tante novità a cominciare dal locale completamente rinnovato. In console avremo sempre il Puma DJ, Lucia con le sue gemelle e io sarò sempre qua con voi. Cosa farai di particolare quest'anno? Intanto cominceremo il corso fra qualche settimana, cominceremo il 29 di settembre, quindi vi invito tutti a partecipare al nostro corso. La prima lezione è assolutamente gratuita, tutti i mercoledì qui alle 21, balleremo fino a sfinire. Puma DJ, allora pronti per partire per un mercoledì da Leoni? Beh, più che un mercoledì da Leone, per rimanere in tema, un mercoledì da Puma, no? Un mercoledì, se vogliamo usare una definizione, davvero caliente, no? Per rimanere appunto in ambito latinoamericano, e vi invito a venire perché davvero qui... Ecco, questa è l'espressione che avrete e dovrete, potrete dire voi quando venite a trovarci. Vi aspetto, mi raccomando, sempre qua, mercoledì. Vi invitiamo tutti quanti adesso nelle vostre poltrone. Abbiamo preparato qualcosa di molto bello. Siamo qui con Luisella, danzatrice del ventre. Allora Luisella, com'è andata l'apertura dei Parioli? Benissimo, c'è stata tantissima gente e come sempre è un bel locale, adesso ancora di più che l'hanno rinnovato. Bello, merita, venite qua perché vi divertirete sicuramente. Romeo, le tue serate sono sempre così cariche, così potenti, come fai ad avere questa grinta, questa forza? Perché, non lo so, ce l'ho dentro, c'è poco da fare. E cos'è la musica per te? Ma sono nato con la musica, per cui pensa che suono la batteria da quando ho 8 anni, per cui... Perché tu hai suonato la batteria con gruppi importantissimi. Eh sì, molto grossi davvero, primo batterista dei Pooh, eccolo qua, capito? Primissimo. Mi hai sempre detto che il pubblico del Parioli è molto caldo, balla fino a tardi, ha una forza incredibile anche lui. Vabbè, sono quasi le 2, stiamo ancora ballando, guarda gente che abbiamo qui, e questa musica penso che li carichi, penso che sia il massimo dell'espressione di quello che è il nuovo liscio, questo qua, anche se è una bestemmia dirlo, ma è così. Allora Lucia, questa serata è andata divinamente mi sembra.
Una bellissima serata come al solito, ci siamo ritrovati, tanti amici che si ritrovano ogni anno qui al Parioli, una stagione strepitosa come al solito. Pronti a un inverno da fuoco? Assolutamente sì, con il calore di Michele Michele. E la sensualità di Lucia? E vedremo cosa riusciremo a fare. Speriamo veramente che l'annata vada bene, invitiamo tutte le persone che vogliono venirci a trovare per vedere queste novità, che ne abbiamo fatte talmente tante, quindi vi aspettiamo, numerosissimi. Allora Silvia, ti avevo promesso una serata divertente. Sì, è stata una serata meravigliosa, con danza del ventre, spettacoli, DJ, animazione, veramente bellissimo. E un sacco di gente soprattutto. Allora, per tutti quelli che vogliono vivere queste emozioni, queste sensazioni, queste serate, guardate il sito del Parioli, www.pariolidancing.it. Dal Parioli è tutto, buona serata a tutti. Ciao a tutti. Ciao!